nell'affidamento alla Madonna Viva, il popolo cristiano ha sempre trovato sicurezza e protezione. Nuove tecnologie e quotidiani lavori di casa, meditazione e preghiera. Tutto questo fa parte della vita dei Cappuccini di Castelmonte, impegnati nell'accoglienza gioiosa dei pellegrini. L'8 settembre è una data di importanza rilevante nel calendario di Castelmonte. Sono migliaia i pellegrini che si danno appuntamento quassù, alla casa della Madonna Viva. Il borgo si anima, diventando un piccolo cantiere di lavoro. Si può dire che per un giorno la gente di tutto il Friuli, dal mare ai monti, si ritrova vicino a sua madre. Un appuntamento che rinsalda una pietà secolare. Questa giornata costituisce un appuntamento importante anche per i molti friulani all'estero, sempre legati alle tradizioni della loro terra. Processione e festa si intrecciano in questo momento di incontro e di condivisione, oltre che di viva fede. L'intreccio fra sacro e profano, fra preghiera e festa, fa sì che tutti i fedeli che vengono al santuario ritrovino un'atmosfera sempre nuova, fresca, seppure forte di secoli di tradizione.
Sono 7 i chilometri di salita che la gente percorre a piedi, pregando il rosario e cantando le lodi alla Madre di Dio. Piccole croci, segno di solidarietà all'unica croce che salva, vengono poste ai piedi dei capitelli. Dopo il terremoto del 1976, i friulani hanno sentito il bisogno di ritrovarsi tutti gli anni per ricordare i tragici momenti del sisma ed invocare la rinascita materiale e morale della regione. Le ferite provocate dal terremoto sono state sanate, ma molti altri mali affliggono il Friuli. Il benessere, che negli ultimi anni si è diffuso maggiormente, ha fatto emergere nuove piaghe sociali. Si tratta della tossicodipendenza, dell'alcolismo, del preoccupante fenomeno dei suicidi, della disgregazione della famiglia. Ancora una volta, la gente ha trovato nella Madonna Viva un rifugio di speranza, una guida sicura nell'affrontare con più forza i problemi che affliggono la vita di tutti i giorni. Per l'intero corso dell'anno si registra una continua affluenza di pellegrini. Il motivo che li sospinge nella casa di Maria lo si può leggere attorno all'immagine della Madonna Viva. Salus nostra, o Maria, in manu tua est, che significa la nostra salvezza, o Maria, sta nelle tue mani. Qui la speranza vince la disperazione e il bene sconfigge il male. Nonostante i disagi, le difficoltà e le vicende più avverse, Castelmonte è sempre stato un vero punto di riferimento per la gente di tutto il Friuli. Forse è proprio questo il miracolo più grande della Madonna Viva.